Incontro a Marghera con il segretario nazionale di Rifondazione Comunista che lancia il progetto di riunire vari soggetti politici per costruire un'alternativa di sinistra. Curzio Pettenò. Una sinistra di alternativa, questo è il progetto che avete. Sì, perché Renzi è del tutto evidente che sta facendo una politica di destra e col suo governo sta smontando le poche conquiste che sono rimaste dagli anni scorsi e quindi c'è bisogno di una sinistra alternativa al PD che metta assieme tutte le forze di sinistra, da Rifondazione a SEL, a Civati, a Fassina, a Cofferati, e che apra un processo costituente dove quel 500.000 di persone di sinistra che c'è in Italia possano ritrovare la loro casa. Un incontro a Marghera promosso da Rifondazione Comunista con il segretario nazionale Paolo Ferrero. Ma vi sono altri militanti di sinistra critici con le attuali politiche del PD. Nel PD c'è un gran pasticcio, stiamo litigando su robe in cui oramai non si capisce nemmeno più su che cosa discutono in Senato. Tragicamente quel partito è imploso e oramai fa parte di un sistema che la gente guarda con distacco. Quindi io purtroppo vedo tanta gente del PD, tanti uomini e donne, tanti compagni e compagne che vorrebbero un'alternativa, ma oramai in quel gruppo dirigente lì non vedo più nessuna prospettiva. Con Renzi non c'è nessuno che può pensare di andarci, perché Renzi fa le stesse politiche di Berlusconi. E quindi infatti ci va Verdini con Renzi e allora la sinistra oggi mi sembra ci sono le condizioni per unirla, perché è chiaro a tutti che a Renzi e a Verdini bisogna costruire un'alternativa da sinistra.